io mi sono resa conto quanto ragazzi della nostra età, magari alcuni ancora non hanno idea, diciamo, di cosa significa mettersi a disposizione, lavorare o iniziare subito a entrare nel mondo del lavoro. Il senso di iniziativa è fondamentale per andare avanti nel futuro e questo progetto ci ha dato la possibilità soprattutto di uscire dalla nostra zona di comfort, per esempio. Ampliare un pochettino gli orizzonti, parlare di cose diverse, in modo diverso, aprire un po' la mentalità. È utile, è formativo, soprattutto per i ragazzi e quindi lo consiglierei assolutamente sì. La motivazione è sempre la stessa, è quella di cercare di espandere le conoscenze rimanendo attivo nel panorama sociale. Fondamentalmente pensavo a uno scambio culturale, che è anche quello che è stato. Una settimana sicuramente particolare, insolita qua a Nuoro, abbiamo passato con dei ragazzi stranieri, che non succede sempre qua. Allora, la motivazione principale che mi ha spinto a partecipare a questo progetto, diciamo, era per uno scambio culturale. Mi piaceva confrontarmi con altre persone, vedere il loro punto di vista anche avendo quasi più o meno la nostra stessa età, vedere come si approcciavano loro, diciamo, in questo periodo, come vivevano dal punto di vista sia lavorativo che anche per lo studio. Il senso di iniziativa credo che al giorno d'oggi sia veramente importante, soprattutto da un punto di vista lavorativo, visto che viviamo in un periodo nel quale trovare un posto di lavoro non è così facile, quindi è importantissimo avere iniziativa, senso imprenditoriale per provare ad avviare un'attività o comunque scoprire qualcosa anche di nuovo che possa essere utile per la comunità e per se stessi. Il senso di iniziativa è fondamentale per andare avanti nel futuro e questo progetto ci ha dato la possibilità soprattutto di uscire dalla nostra zona di comfort, per esempio, perché tramite le varie attività, cimentandoci con l'inglese. Lo spirito di iniziativa sia un tassello fondamentale per la realizzazione di un progetto che abbia come motore della macchina progettuale i giovani. L'attività che mi è piaciuta di più probabilmente è stata la caccia al tesoro all'interno di Nuoro, perché appunto abbiamo scoperto in maniera anche divertente insieme ai ragazzi provenienti da fuori diversi posti molto importanti per la città di Nuoro. Anche comunque i dibattiti, che è qualcosa di più serio sicuramente, però è stato formativo, utile. La serata multiculturale, il cibo mi ha stupito di più perché mi sono resa conto che c'è una grossa differenza tra il cibo tra noi e gli altri paesi. Anche l'orario in cui si mangia, per esempio, anche quello secondo me cambia tantissimo e porta anche a mangiare cose completamente diverse. Poi mi è piaciuto molto mostrare anche l'essere felici di appartenere al proprio paese, sia da parte nostra che da parte loro. Io ho fatto il workshop musicale in cui due ragazze della Repubblica Ceca si sono gentilmente offerte di fare da tutor e abbiamo svolto delle coreografie di ballo, quindi abbiamo anche ballato, cosa che per noi, pezzi di legno, non era pronosticabile all'inizio. Ci ha dato la possibilità di scoprire delle abilità che nemmeno noi sapevamo di avere, è stato molto divertente. Mi ha insegnato, a parte gli scherzi, ad uscire davvero dalla propria zona di comfort. Io inizialmente ero un po' titubante sul farlo perché diciamo che ero un po' timido, invece poi diciamo che siamo riusciti a scioglierci, siamo riusciti a fare amicizia con i nostri compagni. La nostra insegnante Sisigna ci ha insegnato a usare dei pezzi di busta fatti come se fosse un filo, uno spago, e abbiamo creato dei telai più completi o meno completi che alla fine abbiamo messo assieme in un quadro ed è uscita un'opera molto suggestiva per quanto riguarda il senso di iniziativa, l'inventiva, diciamo, da un punto di vista per lo più artistico. Ho partecipato personalmente al progetto, al workshop di fotografia tenuto da Silvia. Le ho parlato della fotografia, della street photo, che
è uno del campo di fotografia dove devi uscire dalla tua zona di comfort, perché devi fermarti alla strada, fare le foto con tutta la gente, e la sua attività principale era fermare la gente per la strada e chiedere se poteva fare una foto. E poi abbiamo fatto l'analisi tecnico della foto, perché anche ho spiegato alcune regola di composizione tecnica fotografica, e anche con questo lavoro hanno uscito dalla sua zona di comfort descrivendo la sua foto. È stata un'esperienza molto bella, in quanto comunque per me, che sono un appassionato di foto, anche se principiante diciamo, ho avuto modo appunto di conoscere anche le basi delle regole riguardanti la fotografia. È stata una settimana, ma alla fine sembrava li conoscessimo tutti da almeno un paio di mesi. Ho scoperto che un sacco di persone, sia provenienti dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Repubblica Ceca, nonostante la cultura possa essere leggermente diversa, alla fine abbiamo un sacco di cose in comune. Penso che si creerà un legame che andrà anche oltre il progetto. L'aspetto sotto il quale sono cresciuto di più è stato appunto quello della conoscenza degli altri ragazzi e delle loro culture, delle loro passioni, lo scambio culturale e il relazionarsi e confrontarsi con ragazzi più o meno della stessa mia età provenienti da altri stati. Parlare una nuova lingua o anche diverse lingue, come ad esempio sono state l'inglese e lo spagnolo principalmente, ma anche a conoscere qualche parola del greco. Io non parlo benissimo l'inglese e una spinta in più sicuramente questo progetto me l'ha dato a studiare e migliorare sicuramente questo aspetto, anche perché mi sono resa conto che non conoscendo bene la lingua si ha difficoltà a magari potersi confrontare con gli altri, quindi sicuramente dopo questo progetto studierò di più l'inglese. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a chi si è impegnato per organizzare questo progetto, che comunque non è mai facile. Ringrazio il Comune di Nuoro che ha partecipato al cofinanziamento di questo progetto. Ringrazio la Regione Autonoma della Sardegna, l'assessorato della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il finanziamento del progetto.